Le risorgive sono delle emergenze d'acqua naturale che si trovano nella pianura e sono determinate dall'intersezione tra le falde acquifere e il piano campagna. In poche parole, l'acqua contenuta nelle ghiaie, nei materassi alluvionali delle nostre pianure, vengono a giorno e determinano queste sorgenze che poi diventano habitat ricchissimi perché sono alimentate da un'acqua di ottima qualità e quindi si prestano a ospitare specie floristiche e faunistiche di grandissimo pregio. Da queste emergenze poi si originano molti corsi d'acqua che vanno a confluire l'uno nell'altro fino a generare una parte importante del reticolo idrografico della nostra pianura. Oggi a Bressanvido siamo sostanzialmente alla fine di un lunghissimo percorso durato vari anni, coordinato all'interno di un progetto LIFE Risorgive, e oggi c'è stata la sottoscrizione finale del contratto di Risorgiva, che è l'accordo che mette assieme enti territoriali, associazioni, soggetti vari che a diverso titolo hanno a che fare con la buona gestione delle risorgive e degli ambiti che circondano le risorgive. Mi sembra doveroso, addirittura direi scontato, che ANBI partecipi a queste iniziative perché rappresenta tutti i consorzi del Veneto che sono impegnati nella gestione dell'acqua in tutto il territorio veneto e conseguentemente anche hanno l'interesse e la voglia di partecipare a iniziative di questo genere che riguardano il coinvolgimento un po' di tutte le forze sociali che ci sono per migliorare la gestione generale dei corsi d'acqua, in particolare oggi qui nel contratto di Risorgiva di Bressanvido. Il contratto di Risorgiva fa parte della grande famiglia dei contratti di fiume e quindi è un accordo di programmazione partecipata dove diversi soggetti prendono degli impegni operativi non vincolanti perché è un patto volontario, quindi è basato sostanzialmente sull'impegno che un soggetto prende a partecipare a un progetto condiviso. C'è stato un percorso che è durato più di un anno dove si sono individuate le azioni che possono interessare i diversi soggetti e alla fine di questo percorso ognuno si è impegnato a sviluppare una parte di questo programma molto articolato. Abbiamo messo mano, grazie al lavoro del Consorzio di Bonifica Brenta, proprio alla forma fisica delle risorgive, ridisegnandone per esempio la pendenza delle rive, creando microhabitat che poi sono stati rivegetati, e questo è stato il lavoro di Veneto Agricoltura, e questi ambienti, quindi sostanzialmente rivitalizzati, adesso dovranno essere nel lungo periodo gestiti. Ecco, intorno a questo percorso di lungo periodo si è sviluppato il contratto di Risorgiva. Le azioni che questo contratto mette in campo sono innanzitutto di tutela e riqualificazione ambientale delle risorgive. Vengono previsti monitoraggi, studi, analisi, progettazioni per far sì che le risorgive mantengano la qualità ambientale ecologica che le contraddistingue e la recuperino laddove è stata minacciata o compromessa. Ma allo stesso tempo ci sono importanti azioni per farle diventare a tutti gli effetti accessibili, fruibili da chi vive questi territori, ma anche dagli ospiti, dai visitatori che in quest'area possono passare un tempo piacevole. Ultimo, non per importanza, il tema culturale. Molto è stato investito in questo contratto per promuovere azioni di sensibilizzazione, di educazione, di informazione ambientale, per far sì che il valore delle risorgive venga capito e rimanga patrimonio di queste generazioni e anche delle prossime. Io credo che qui i presupposti ci siano tutti perché vada a buon fine questa iniziativa. Mi auguro e ANBI darà tutto il supporto possibile perché questo possa accadere. Confido nelle persone, nella gente, nelle associazioni che qui operano, che sono molto attive, hanno un senso civico notevole, riescono a mettere in campo le migliori forze nel momento in cui vengono interessate e coinvolte in prima persona.
Le risorgive che una volta erano quantificate in circa un centinaio della zona e che avevano una portata d'acqua di 13-14 metri cubi al secondo, hanno raggiunto il minimo storico nell'anno 2017 con solo un metro cubo d'acqua di portata. Attualmente siamo risaliti e siamo nell'ordine di circa 2,5 metri cubo d'acqua al secondo. È il motivo principale che serve per mantenerle sia per l'irrigazione ma anche come ambiente, perché altrimenti se non ci fossero le risorgive non ci sarebbero le siepi, non ci sarebbero i prati, non ci sarebbero l'habitat che si trovano nei nostri paesaggi agricoli. La risorgiva viene da risorge da sotto il suolo, perché nel suo percorso nell'idrografia l'acqua ha delle movimentazioni. Alla fine degli anni 90 fino all'inizio del 2000 ci siamo dimenticati di questo tipo di sistema, che l'acqua andava a alimentare tutto il reticolo idraulico della nostra campagna, quindi vivificando e trovando queste condizioni. Oggi ci stiamo accorgendo, specialmente in queste zone dove sono vocate, hanno questa caratteristica di acque che risorgono, che vengono sopra il livello della terra e della falda. Non a caso abbiamo i più grandi siti idraulici dove vanno a alimentare le grandi città come Vicenza, Padova e quant'altro, quindi noi siamo qua anche per essere testimoni di questa cosa importantissima.